sta sempre in da campagna, ne piace fatica, ma quando è festa, se vede a minigonne, su trucca e vera donna, posa la parte ventà, ma quando è bella, e te non veniti, amici le mie savie, la canapa facile, quando te ne cansa, quanti corteggiatori, però non vuole nessuno, può soltanto ballare, e a festa va. Scende sul fondo schiena e chi per la casa vede la vita immagina, ma non si tocca, se può guardare soltanto o frate appressa, non urna fa toccare a da ballare, a ballo, a ballo, a balla Vacchianello, è bella, e cose favole, e giro, in Benissimo, prendete postazione, maestro, non fa niente che... Allora, da casa giustamente dice, ma sta faccia mi pare che la conosco. Qualcuno non si può mai sapere, capito? Sì. Dice, ma sta faccia mi pare che la conosco. Facci tu hai fatto tu, ognuno l'hai fatto su. Sì, ti diciamo ciò. Sì, allora, voi sapete che io sono stato sempre in mezzo ai cantanti, no? Quindi da anni, da una vita. È il mio doppio lavoro, ma dico io a voi a casa, sta faccia qua scordatevela e come conoscevo. Stasera mi conoscete sotto a queste vesti, quindi come presentatore, imitatore, ci divertiamo. Voglio, casi è Tosan, siamo, e allora ci andiamo a vedere bene, ci andiamo a divertire, ci andiamo a pazziare, maestro, dici. Buonasera a tutti quelli che CLA. Io sono felice di stasera che questo programma ci viene presentato, condotto per bene, alla grande, da un grandissimo imitatore, grandissimo professionista, livello Rai, Fabio Romanelli. Eh sì, perché poi, datemi un microfono, mi ha rubato i minuti, avete capito? No, allora, sì, hai detto una cosa giusta Fabio Romanella a livello Rai, perché comunque io ho fatto all'epoca, stasera mi butto, ho fatto i provini, vabbè, lasciamo perdere questo. Allora, miei cari amici da casa, io questa sera presento questi bravissimi artisti che fanno parte della mia agenzia, perché ormai mi ha fatto Costine Ferrante che dice belle e buone, Re di Napoli, ciao Cleo, questo e quell'altro. Allora, nasce Re di Napoli come struttura, come agenzia, creata dal sottoscritto qua. Quindi questi sono gli artisti che fanno parte della mia agenzia, quindi praticamente sono loro, questo pacchetto che ho creato e che porterò avanti per tutta la Campania. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, signor che Mimmo. Che bella trasmissione questa. Mimmo. Nicola, te la voce con bambini. Nicola, dimmi tutto, che è successo?
Sta a posto, Cleo? Tutto a posto, Nico? Ti piace questa trasmissione? Sì, è sempre bello. Io ho telefonato perché ho tutti quanti nel mio cuore, anche nonostante che non sono venuto con i ragazzi. Ti ringrazio, non mancherà modo, Nico, a disposizione. Un saluto a Maestro Cennamo. Ciao Sì. Nicola, possiamo E un rispondere a saluto Nicola a tutti voi. Allabombolo? A Gino Nappi, grande Gino Nappi. Allora, Allabombolo. Nicola, Dimmi. allora ti ringrazio della tua squisitezza, della tua telefonata. Un bacio ad Alfio. Seguici perché ci sono delle Un novità bacio a man mano. Christian. Va bene? Allora, grazie Nico, ti abbraccio. E un bacio anche ad Agostino Ferrante, sempre bravo. Va benissimo, grazie. Allora, da casa volevo dirvi, prima di iniziare a far cantare gli artisti, volevo dire giustamente il prezzo che è importante. Allora, chi sa da sposare, i soldi non ci stanno, hanno speso tu quanti per la mobilia, queste spose, che ci vuole soldi che la palla. Allora, per i cantanti resta sempre o poco, capite come funziona? Allora, che succede? Guardate che vi do, guardate a casa, sposa, che vi do. Gino Nappi canta Merola, o Maestro Cennamo, chi è che non conosce? Agostino Ferrante, Alfio B, Cristiano Ercolà e un piano bar, tutte cose a 1.000 euro. Buttiamo fuori, chi ha da sposare, poi chiamare, già pigliamo contatto subito. Ripeto, piano bar, Gino Nappi, Maestro Cennamo, Agostino Ferrante, Alfio B e Cristiano Ercolano. E di più ci sarà l'imitatore Fabio Romanella, perché oggi ho cambiato nome d'arte, Fabio Romanella, imitatore, tutte cose 1.000 euro, perciò riduvi. Signori, allora, il primo artista che vado a presentare è Gino Nappi. Gino, diamo il microfono. Gino, allora, vogliamo ricordare il tuo progetto nel futuro, cosa stai preparando? Sì, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Niente, io sto progettando un lavoro discografico, recentemente sta uscendo, tutto il successo del grande Mario Merola, a cui mando un bacione forte forte a tutta la famiglia Merola. Allora, i pezzi che ci fai ascoltare, perché tra una canzone e un'altra prendiamo qualche telefono. Allora, io il pezzo che vi farò ascoltare è un pezzo ricordando così il grande maestro Mario Merola, Facitela suonà, per tutti voi. Sì, a rapite orecchie, sentite buono però, Il microfono a me, diamo il microfono per cantare. Come una criaturella pandrada, una palasia dormuta sotto le stelle, facile dormire non nasce data, facile dormire non nasce data. Una pala mia, fatto più bello sonno, scesa da solo quando torna felicità, mentre cade soffiglia, se sana si ferita, o bene più carnale. Nonna canta le sirene, e Napoli fa quasi un sorriso, facitela suonà non nasce
più bello sonno, scende da solo quando torna felicità, mentre cade soffia, te sana sti ferite, o bene giù carnale ci sta. Dorma Napoli mia, però se una mattina si volava dall'aria e te non di mandolino, tanto te poscia da Napoli mia, Napoli bello mio. Allora, come diceva un noto personaggio, alla faccia le bicapelli di sodio. Ma c'è voluto pure Prego. il bombolo qua. Bombolo viene dopo. Dopo direttamente. Dopo viene Bombolo perché viene un personaggio per volta, quindi... Pronto? Pronto? Senta, per cortesia, è possibile sentire la canzone a Sarti e Biancheria? Guardate, si mo diceva un'ora fa, io la telefonavo e la facevo venire, ma gli da fare culato. Non possiamo, vi dedico una canzone a mio piacere perché non possiamo fare richieste. Va bene allora. La prossima da Gino Nappi è per voi. Qual è la prossima, Gino? La prossima è un treno rosolo. O treno Rosole. Va bene. Da dove chiamate voi? Nella provincia di Benevento. Ah, quindi o solo ci sta a Benevento o no? Sì. Stasera c'era, domani ci sta ancora meglio. Ah, precisamente qual è il paese? Telese. A Telese. Ah, bello, e Telese alla fine del mondo là. Da Maria Figa, deve essere vicino. Vicino poi. C'è pure che la regista Santa Maria Figa. Telese Santa Maria Figa, capite quanti chilometri sono? Ma a stare dei Pantavalle adesso va. Allora abbiamo avuto la Coppa Ponte a Valle. Sì, scusa. Allora, dicevi? Ho detto che da Santa Maria Figa dove sta l'agenzia lì di Napoli per andare a Teresa è vicino. Vicini, sono più 30 km. Ci vuole tempo allora per arrivare. No. Ci perdiamo paviano. Allora Gino, prossimo pezzo che ci fai ascoltare? Allora, il prossimo pezzo è O treno rosolo. O Per treno tutti rosolo. gli emigranti che stanno tutti gli all'estero. Allora, o treno da solo lo andiamo a dedicare anche per il signore che ci chiamava da Telese. Un abbraccio a tutta Telese, provincia di Benevento, va bene? Una valigia, un biglietto e vai a cercare fortuna nella città mentre piange questo cuore o treno corre non ha pietà o treno corre non ha pietà questo treno a dove ma pare già lo sei sto lontana mamma chi sto treno perché non si è fermato a Napoli non si è fermato a Napoli Ma che stia treno da Napoli
da asciuttare lacrime scure. Cosa aspetta qualche galleria asciuttare lacrime scure. Non si vai sa, dove parlo, a Dovaro, a Torino, buona fortuna, vai sa, pure a te. Vedi questo? Troppo bravo. Bravo? Bravo. Il microfono. Tu dici che non c'è possibilità di parlare, ma devo dirti che quando lui ha finito di cantare mi sono fatti il segno della croce, perché ho ricordato il grande Merola. E il fatto, scusami così, è questo, che pensavo alla scuola che Merola ha lasciato, scuola di canto del suo stile, come anche Nino D'Angelo ha creato la sua scuola di canto, come Sergio Bruni aveva la sua scuola di canto. Lui è uno che continua la scuola di canto, lo stile di Merola. Sono pochi quelli che lo possono fare, perché molti dicono chi si canta come Merola, e canta tu come Merola, fammi precisare cantare. Allora, Comunque hai ragione, perché Merola ha girato tutto il mondo. Dove stava Merola faceva esistere. Comunque era troppo brava Merola. allora, per coloro che vogliono Gino Nappi al proprio matrimonio possono tranquillamente contattarci. Pronto? Pronto? C'è telefonata? Pronto? Niente? Caduta, vabbè. Allora andiamo invece con un giovanissimo, lui ha appena 16 anni, già ha deciso di cantare. Tutta retta, è meglio che canta e non canta che paga questo. Signori, Infatti, lui sì. si chiama Cristian Ercolano. Se permetti volevo fare un saluto a tutte le persone che ci stanno vedendo da casa, ma un saluto speciale a Marisa. Chi è sta Marisa, scusa?
È la mia ragazza. Saluta la mia ragazza. Vabbè, sì, vabbè, sì. Non è una scuola, e parla subito. Un giorno a sfuni. Pronto? 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 Buonasera, pronto? Mi dica. Niente, io sono Aprile Nunzia da Castoria. Da Casoria, ditemi signor. Un abbraccio circolare per tutti quanti voi. Sì. Però un saluto particolare al nostro maestro Enzo Cennamo. Sì, vi faccio subito salutare. Siamo onorati di averlo a Castoria qua con noi. Vi ringrazio, l'onore è anche nostro. Vi ringrazio da parte mia, un affettuoso saluto a tutta la vostra famiglia, che so che mi tenete nel vostro cuore come io porto voi nel mio cuore. Lo sapete. Grazie maestro. Nunzia. Un abbraccio da parte mia. Giuseppina e Rocco. Sì, vi dedico dopo la canzone che si chiama A strada della fede. Voglio che farvela ascoltare, grazie. Grazie. Grazie signora. A voi tutti. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, Cristian, cosa ci fai ascoltare? I 2 nuovi singoli, Siguai Ungel e Laura. Ok, allora, Cristian Ercolano. Scusa un attimo, gli autori chi sono gentilmente? Sì. Checco Danese. Checco Danese. D'Alessio. Sì. E Salvatore. E Salvatore Bellopete. Va bene? Perfetto, bisogna giustamente ricordare gli autori, è importantissimo. Laura, ci incontriamo fuori a scuola, poi prendiamo il motorino, torni a casa insieme a me. Volano i tuoi capelli al vento, il tuo seno alle mie spalle, le tue braccia intorno a me. Laura, coi ricordi del passato, una vecchia storia andata via, io che non trovo le parole, né una strada per portarti via. Io innamorato di te, per me un'amica non sei, io che non rubo il momento per dirti ti amo e per stringerti a me. Se dipendesse da me, fragile amore che sei, accenderei quei tuoi occhi intristiti d'amore in un mondo io e te. Io e te, io e te, io e te, io e te. Poi ti parlo e rompo il tuo silenzio, stiamo in mezzo a tanta gente, io d'incanto guardo te. 2 risate ed un caffè bollente, porto via dalla tua mente colui che qui non c'è. Poi tiri fuori il tuo passato, le lacune, le malinconie, e piangendo stringi le mie mani, tutto in una magica armonia. Io innamorato di te, per me un'amica non sei, io che ho trovato il coraggio per dirti ti amo e per stringerti a me.
fragile amore che sei, accendere quei tuoi occhi intristiti d'amore in un mondo io e te, io e te, io e te, io e te. Bellissimo pezzo, veramente, molto orecchiabile, complimenti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Allora, se c'è qualche telefonata la prendiamo subito, prima di passare al prossimo brano di Christian, sempre se volete Christian al vostro matrimonio, comunione, battesimo, quello che sia, sì, chiamate a moi e non vi preoccupate, sicuramente vi delizierà con la sua splendida voce, sì. Poi beate easy le gioco. Cantanti per Che significa? Cantanti per Che passione, significa? addirittura. Pure così dei giovani, non è che... Prossimo pezzo. Io sento, ma io ho spento il telefono. È il mio? Sì. È il mio sicuro. È il tuo telefonino. No, questo... Allora, no, allora, ne hai capito? Io ho spento il telefono però. E forse si è accesa la magia. Sì? È una magia sicuramente. Qual è il prossimo pezzo, Cristiano? Laura, scritta e arrangiata da Antonio Lombardi. Perfetto. Aspetta. Scusami, Stiguaiungel. Stiguaiungel, autori? Gli autori sono Checco D'Alessio e Salvatore Greco. Salvatore Bello. Bello. Perfettissimo. Mo' è nuova la canzone, allora gli autori... Non ci sono problemi. L'importante è cantarlo. Tutte sera mandare messaggio ogni mezz'ora, ora pierna sono tutta abbronzata, su carnale vestano firmata, ma su piccirella ancora niente hanno provato, rindo prima va si trovano difficoltà, so guagliungelle so fatta così, pure consiglio non stanno a sentire, now è giorno fanno con mamma, perché servizio non vanno mai fare, pensano solamente a scendere, non se ne fanno sì, non studiano, vanno girando in la macchina, se i miei compagni vanno guagliungelle so fatta così, sono solo divertiti. Fanno innamorare tutte guaglione, ma non sanno amore né nessuno. Girano a tre coppe motorine, passano cantando per quartiere, ma so piccirella ancora niente hanno provato, rindo prima va si trovano difficoltà, so guagliungelle so fatta così, pure consiglio non stanno a sentire, now è giorno fanno con mamma, perché servizio non vanno mai fare, pensano solamente a scendere, non se ne fanno sì, non studiano, vanno girando in da macchina, se i miei compagni vanno variare, so guagliungelle so fatta così, se
guagliungelle e so fatta così, se vanno solo a divertire. Complimenti, ma veramente, cioè, non è per ruffianarmi, perché vedo trasmissioni di tutti quanti, sì bravo, pure a chi ti sanno cantare, capito? Allora, te lo dico perché è giusto che c'hai 16 anni, non ti puoi mettere con Gino Nappi, che te una voce, schiatti il bicchiere per coppia e tavola, però voglio dire, a 16 anni, appunto, a 16 anni, comunque, complimenti, farai strada sicuramente. Allora, se c'è telefonata la prendiamo, c'è telefonata regia, se no andiamo avanti, non ci sono problemi, ripeto sempre che chi vorrebbe realizzare un sogno musicale, nel senso che... Pronto? Pronto? Buonasera. Senta, voglio parlare con il mio collega Enzo Cennamo. Glielo passo subito. Ok. Buonasera. Buonasera maestro, sono il vostro collega Luca Romano. Uè, caro Luca. Come sei? Tutto a Comunque, posto? una bellissima trasmissione, siete veramente stupendi tutti quanti. Ti ringrazio. Come prima hai sentito l'artista imitatore Fabio Romanelli, bravissimo. ci ha fatto capire a tutti che noi cantiamo veramente per passione, senza offesa agli altri. Ok, vi bacio Grazie tutto, va Luca. bene? Buonasera. Grazie. Ciao. Allora, dicevo, se qualcuno di voi vuole realizzare, che ne so, un sogno musicale, nel senso che vorrebbe al proprio matrimonio il maestro Cennamo, Agostini, anche tutto il pacchetto completo, un piano bar, Gino Nappi, il maestro Cennamo, Agostino Ferrante, Alfio B, Cristian Ercolano, Fabio Romanelli, una promozione invernale. E Fabio Romanelli, il tutto abbiamo detto 1.000 euro. Quindi chi desidera può tranquillamente già contattarci. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Io sono Ivano e volevo... Pronto, Cleo? Sì. Ho detto così, sono Ivano, buonasera. Volevo salutare a tutti quanti voi che siete bellissimi. Grazie, Ivano. A mio fratello Agostino, al maestro Cennamo, a Gino. Ciao Ivano, tutto a posto? Tutto a posto. Io ti sto guardando dal computer, praticamente ti vedo in ritardo. In ritardo? Sì. È meglio così, meglio come in ritardo. È vero, come stai? Tutto bene? Bene, grazie Ivano. Mi fa piacere, una bella trasmissione, ovviamente la gente questo vuole, si vuole divertire, non lo sappiamo. Cerchiamo di fare il nostro meglio, Ivano. Giustamente, io volevo sapere per gli amici nostri, per Massimo, per Jenny che sono alla regia, i cameraman che sono bravi. Grazie Ivano, grazie. Tutta DLA, il nostro maestro Enzo Cennamo. Buonasera, caro Ivan, ciao. È vero, buonasera, tutto bene maestro? Ringraziando a Dio, lo sai che uscirà una canzone che canterà Agostino? Sì, mi fa piacere. Dalla mia penna, dalla mia mente, per la sua voce. Meno male. Lei... Stasera, se è concluso il fa. Lei è un personaggio, un grande personaggio. Come? Per cui ti ringrazio. Noi lo ramentiamo che lei è una penna bellissima. A me piace quando un cantante. La penna a mano è scritta bella e chi lo fa? Mi piace quando un cantante canta una mia canzone, con quella canzone va a lavorare. E quello è importante. Non la canzone per degnare il disco, per riempire il disco. È vero, la canzone per lavorare. Vabbè, Ivan. Il tempo è tiranno, deve cantare l'amico. Ti ringrazio della telefonata squisitamente. Poi tutti quanti con le vostre famiglie. Grazie Ivano, un bacio, grazie della squisita telefonata. Allora io direi di passare la palla, come si usa dire, all'amico mio qua che la palla. Passiamo la palla, no? Passiamo la palla, tira a volo. E fai un gol, capito? Agostino Ferrante che è un mito, veramente, che canta da anni anche lui, nulla togliere a nessuno.
Quali sono i pezzi che ci farà? Stasera vi canto un brano che mi sta dando soddisfazione, un brano Tu sei da mia, arrangiamenti Ennio Frungillo e testo e musica Ennio Frungillo. Allora, andiamo con il primo pezzo, Tu sei da mia. Va bene? Va Grazie. benissimo. Forse perché tu non ci tieni più per me. Invece lascia stare che sto passando da cancellare. Tu sei da mia dinda, tu te respiri e si mi lascia per nascere sta vita. Perché se io facessi una volta ti mi avesse castigato. Vedimi, io per te facessi tutte cose per non ti perdere. Tu sei da mia dinda, tu te respiri e si mi lascia sta vita non mi fa male, solo tanto per spizzi e mi fa male. Tu sei da mia, tu sei troppo importante, perché st'amore è più grande sta vita. Sta bocca carnale, io ti cerco scusa, amore mio. Così da mia, dinda tutti i respiri, e si malassa, non esce che sta vita mia. Sei da mia. Da tutte le spine. Allora, se c'è telefonata la prendiamo, se no andiamo col prossimo pezzo, visto che il tempo è tiranno, come si suol dire. E caro insegnare Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Volevo salutare Alfio B. Sì, lei chi è? Buonasera. Da dove chiama? Da dove chiama? Io siamo dalla provincia di Caserta, Santa Maria Capovetere. Ah, ok, un abbraccio a tutta Santa Maria Capovetere. Ciao. State vicini, state Capovetere. Siamo là. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Claudia. Ah, ciao Claudio, tutto bene? Tutto bene. Mi fa piacere. Ti vorrei chiedere se mi dedichi mai più la canzone che di solito ti ho richiesto. No, abbiamo... Allora, in scaletta abbiamo altre canzoni, magari Claudia ti posso dedicare una di quelle canzoni che abbiamo in programma, va bene?
Sì, va bene, una sua scelta. Ok, Mi ha fatto dai. piacere rivederti su queste emittente. No, è stato un piacere sentirti, va bene? Un abbraccio Claudia, dobbiamo Pochissimo andare tempo, ciao avanti. Claudia, poi ci vediamo magari in qualche impegno come già abbiamo parlato una di queste sere. Prossimo brano. Lacrima bugiarda, arrangiamenti Ennio Frungillo e testa e musica Ennio Frungillo. Lacrima bugiarda. Venuto quest'amore perché stiamo nato cuore ci sei stato troppo male e sei stato più cattivo solo rispetto insieme a me ma che te lo giuro che sei stato io pensavo che ero innamorato ma che scemo che sono stato a te dire sincero quando mi diceva voglio bene solo a te lacrime bugiate mi hanno fatto innamorare senza mai capire che scrivo sulla recita si sta per capire questo amore non si fa perché stava male ci poteva per passare ma che torna a sei si vede presa muterà pure una carezza è risultante falsità ma sto troppo male perdonarti non mi va forse come il tempo si può fare pure se assai è forte il suo dolore chi sto cuore mio te pensa ancora tu sei stato per amore tu sei stata un'avventura ma tu questo non l'hai mai capito lacrime bugiate mi hanno fatto innamorare senza mai capire che scrivo sulla recita si sta per capire questo amore non si fa perché stava male ci poteva per passare ma che torna a sei si vede presa muterà pure una carezza è risultante falsità ma sto troppo male perdonarti non mi va forse come il tempo si può fare lacrime bugiate mi hanno fatto innamorare senza mai capire che scrivo sulla recita si sta per cattiva o con un lacrime bugiate mi hanno fatto innamorare senza mai capire che scrivo sulla recita si sta per cattiva o con un Bravissimo Agostino. Ti piace o presepi, Mi piace assai Ti presepe. piace assai o presepi, Dicevo un grandissimo personaggio. Ti piace o presepi, Io vedevo solamente Natale, a te ti piace. Vabbè. Fabio Romanelli come imitatore è bravissimo. È una storia, poi vi spiego più in là. Allora, adesso volevo farti cantare a te un pezzo prima di passare al Alfio B. Qual è il pezzo che ci fai ascoltare? Con questo microfono lo dico con questo caso. Esatto, Faccio ci bene. fai- che giocate ma. Allora, dedichiamo Magico Napoli, mi è stata richiesta dall'amico Salvatore in privato. Magico Napoli, lui è Enzo Cennamo, per il vostro matrimonio, giustamente. Allora, già si vede che...
la strada ti può far trovare. Quando ti avete i problemi della vita, fanno perdere la strada della fede. Se non trovasse mai di lontano a chiesa, tu mi aiuti a chi io può mai cercare. Dico ma non l'umanità sarebbe buona che ti aiutare. Se le parole tu mi sta a pregare, potrà sedi in danata realtà. Chi conosce solo la povertà, la scintilla che aiuta a campare, l'energia che ne è per te, quando figli non la fa mancare. Non pigliava la strada sbagliata, passa vita di lontano all'onestà, poverino ma ricchi in un tuo cuore, e una stella per te che brillerà, brillerà. Ogni giorno è diverso da ieri, fatto segni da croce e tu scegli. Ci sarà chi per te penserà, chi comanda l'umanità sape buona che ti aiutare. Se la parla e ti mette a pregare, potrà sedi in danata realtà. Chi va a lasciare solo la povertà, una scintilla che aiuta a campare, l'energia che ne è per te, hanno figli non la fa mancare. Non vediamo la strada sbagliata, passa vita di l'onestà, poverino ma ricchi in un tuo cuore, e la stella per te che brillerà, brillerà. Chi comanda l'umanità sape buona che ti aiutare. Se ne parla e ti mette a pregare, potrà sedi in danata realtà. E non era Magico Napoli, ma bensì A Strada della Fede. È una mia magnifica canzone che si chiama A Strada della Fede, dedicata alla signora Nunzia Aprile e a tutti i telespettatori. Benissimo, adesso invece facciamo presentare un noto personaggio che non c'è più, lui faceva la domenica sportiva, facciamo presentare con questa magnifica voce il personaggio qui presente, Alfio B. E se te lo ricordo, questo personaggio faceva: benedire signori, da Sandro Ciotto qui con me un nostro personaggio, signore e signori, qui Alfio B. Allora, buonasera. Sandro Ciotti. Essere presentato da Sandro Ciotti è un onore, no? Sappatta la cartella, però la voce la prima. Presentato da un morto, non è che sia una bella cosa. Fabio Romanelli come imitatore è bravissimo. No, è bravissimo. Allora, innanzitutto volevo salutare tutti i telespettatori di TLA, volevo salutare anche i ragazzi in regia, a Massimo e Johnny, che come sempre fanno un gran lavoro. Poi volevo salutare voi qui presenti, volevo salutare gli amici qui soprattutto. Prima di tutto siete amici che artisti, quindi il primo pezzo volevo salutare. Sinciamo, se no qua... Sinciamo. Allora andiamo con Vuless. Pronto? Sì. Pronto? Buonasera, velocemente, chi è? Buonasera, chiamo da Napoli. Sì? Chiamo per Ercolano Cristian. Per? Ercolano Cristian. Eccolo qua. Ciao, buonasera, come ti chiami? Mi chiamo Veronica, ciao Cristian. Ciao Veronica, come stai? Bene, tu? Sempre bene, sì.
senti, sei grande, vali molto, sei bravo. Grazie. Forza Cristian! Grazie, mi raccomando, seguiteci sempre su Re di Napoli. Stiamo vedendo in tanti, siamo tantissime ragazze, li salutiamo tutti. Grazie di cuore, grazie a tutti, ciao. Velocemente, se no stringe il tempo. Allora, velocemente, la prima perché ce la canzone facciamo è più. Vulesse, del quale sono autore sia del testo che della musica. Autore tu di questo pezzo, musica e testo da te, scritto da te. Vabbè, Vulesse. Di me hai saputo prendere tra le tue mani e mi hai fatto molto di più. Oggi non ci credo ancora, aspetterò domani. Quante cose di te ho sognato dentro favole che non ho mai letto, ma ora sei proprio tu ad accettare qualsiasi mio difetto. Volesse stava sempre con te, a notte giorno soltanto con te, non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Volesse stava sempre così, stritta abbracciata ma senza morire, non c'è niente per me che valga più di te. Questa mia vita, lo sai, era del tutto normale fino a quando non c'eri tu. Senza pensarci ti porterò in posti dove mai hai sognato. Volessi stare sempre con te, a notte giorno soltanto con te, e non mi importa di niente perché ce la faremo restando insieme. Volessi stare sempre così, stritta abbracciata ma senza morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Ma sente morire, e ti dirò che non c'è niente per me che valga più di te. Di te. E come diceva la buonanima Ritina Pica, di Gesù Santa Maria, un pane indovino a mettere a dare a quella cabina. Come è brutto la vecchiaia, maestro. Vede, maestro. Fabio, mi devi scusare. Ho apprezzato molto il fatto che lui è autore di questa canzone. Questa canzone è bellissima. Oltre alla sua bellissima voce, io conosco questa ragazza. Maestro, lo conosco troppo bene. È un discorso che a Napoli hanno cantato i Zumbarella. Vabbè, qual è il prossimo pezzo? No, volevo innanzitutto svelare. Che è successo? Vabbè, maestro, volevo svelare una cosa qui in diretta, cioè che praticamente è iniziata la collaborazione tra me e il maestro Enzo Cinnamo per quanto riguarda un nuovo brano. Quindi c'è andato un po' così. Come fa? Allora, il fatto è questo, che però lui maestro, anche lui della mia penna e dalla mia mente avrà una mia canzone. Come fa?
Per la sua voce, no, la canta lui. Come fa? Come fa? È per la sua voce. Accendele un pochettino. Ti conquisterò. Vabbè, la canterai poi. Sì. Un poco. Aspetta, è sorpresa però, la sorpresa. Qual è il prossimo? Abbiamo spiegato l'anteprima. Allora, andiamo con il prossimo brano che è stato scritto da Angelo Sasso, che saluto. Allora, quindi abbiamo giusto 5 minuti per la prossima canzone e quindi la canzone si chiama Insieme a me. Allora, insieme a me Alfio B e dopo in chiusura con la sigla di Enzo Cinna. Vai! Amore, ascoltami, ti prego aprimi, che lo che t'accia di, tu l'hai saputo già. Andare insieme a lei è stato stupido, era un'amica tua e non te leva fa, ma è stato un attimo, un voto a perdere, ma non ne pensi più. I wanna only you. Amore, gridaci, insieme a me. Se hai sbagliato stavolta, mi può perdonare. Amore, gridaci, insieme a me. Se mi perdona st'amore, può tornare a fingi di ridere, ma sento piangere, e che se lacrime mi fanno crescere. Amore, aprimi, adesso parlami, se non mi fai così, a volte aspetto qui, ogni tua lacrima è una ferita in me, che non si sanno più, se non auguro tu. Amore, gridaci, insieme a me. Se hai sbagliato stavolta, mi può perdonare. Amore, gridaci, insieme a me. Se mi perdona st'amore, può tornare a Amore, gridaci, insieme a me. Se hai sbagliato stavolta, mi può perdonare. Amore, gridaci, amore, gridaci, Allora, lo staff di Re di Napoli vi saluta a tutti quanti voi, giusto per la sigla finale di Enzo Cennamo. Qual è il pezzo? Magico Napoli. Magico Napoli, Enzo Cennamo, vi salutiamo tutti quanti voi. Amici, siete sposati, chiamateci, gli artisti stanno qua. Azzurra per dipingere e casi marciapiede pure il nuvole
strade asfaltate nere non mi piacciono, azzurra voglio tutta la città. Farò riverniciare la mia macchina e non è fanatismo, è amore unico. Ognuno ha da capire che c'è nell'anima, segreti questo cuore non ne ha, è grande fedeltà. La musica dinda la curva s'assegnano nel sentimento di fraternità. Napoli si sempre l'unica, tu trasferite e vedi si fantastica, è bello sognare a Romeo, una festa insieme a te volimmo fare. Scegliere a da capire che da punto popolo avere il meglio che Napoli merita è il vero premio per questa città che ha grande fedeltà. Napoli guarda si magica nei cuori dei tifosi si la musica dinda una curva s'assegnano nel sentimento di fraternità. Napoli si sempre l'unica, tu trasferite e vedi si fantastica, è bello sognare a Romeo, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo fare. Sentimento di fraternità. È bello sognare a Romeo, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo fare, una festa insieme a te a volimmo